Capo di sdoto. Gli apostoli a ora sendaiarente, e iga dito, chi se mai è il più grande in terregno che se in cielo? E Gesù gacciamada è un tosetto, e oga messo intrameso de ori. E ga dito, ve dico in verità che se non cambiare vita, e non devente co fa putei, non venire drento in terregno che se in cielo. Quello che se farà piccolo co fa sto puteo, el sarà il più grande in terregno che se in cielo. E tutti quei che riceverà in nome di me un puteo come questo, che sei stesso che mi riceva a me. Quei po' che scandalizzerà uno di sti piccinini, che crede a me, sarà meglio per lui che fosse attaccata al cuore una pietra da moin e che fosse buttasoso ben a fondo in tel mar. Guai al mondo per causa dei scandali, ma pur bisogna che sia i scandali, ma guai a quell'uomo che per sua colpa viene il scandalo. Se a toman o il topie te da scandalo, tagio e butio lontan da ti. Se è meglio partì derivar a vita eterna con pie o con una man de manco, che no con tutte e due man e con tutti e due pie esser buttati in tel fuoco eterno. E se il tuo occhio te da scandalo, cavio, e buttio via da ti. Se è meglio partì de entrare in te a vita nuova, nome che con un occhio, che noi codoci esse buttare in tel fuoco dell'inferno. Var deve non far conto de sti poveri piccinini, perché mi ve fasso sapere che i suo anzo nel cielo i vede par sempre il viso di mio pare che se in cielo. Perché il figlio dell'uomo se venuto per salvar quello che l'aveva perso. Cosa ve pare? Se un uomo che sento piegore e una delle piegore si imbusa, non la sai in sbondon tutte le altre 99 e non va per le montagne in cerca di quelle che si imbusa? E se l'arriva può catarla. In verità vi dico che più el fa allegria per questa che per i 99 che non aveva perso. Così non è volontà del vostro pare che se in cielo che perissa neanche a uno di sti fantoini. Che se tuo fratello che avesse fatto delle mancanze contro di ti, va e dighe e parole senza che nessun senta. Se lui ti ascolta, ti può dire di aver guadagnato fratello. Se poi non ti ascolta, tol anche a coti uno o due che te fa sarà testimoni, e così sarà tutto in regola. Se ora non gli badasse, fagli sapere a Cesa, e se non ascolta neanche a Cesa, fa conto che sia gentil e pubblican. In verità vi dico, tutto quello che ligherei su a terra sarà liga anche in cielo, e tutto quello che dislegherei su a terra sarà desliga anche in cielo. Vi dico anche di più, che se dode voi altri andrà d'accordo su a terra di mandare una cosa o st'altra, che sarà data da mio pare che sei in cielo. Perché dove che se do o tre che si unisse insieme a mio nome, mi me passo qua in mezzo dei ori. Allora Piero si è fatto rente e gli ha detto, Signor, con mio fratello peccarà contro di me. Quante volte gavarò mi da perdonarghe? Infine a 7 volte? Gesù che ha risposto, non ti dico infine a 7 volte, ma sì ben, fino a 70 volte 7. Se per sta ragion che il regno che sei in cielo, ga è sommegge di un re, che voglia fare i conti coi suoi servi. E elga principiava a dare carte e ga messo davanti uno che già era in debito di 10.000 monee. Costuno che aveva bessi da pagare. E il paron ga ordinà che sia venduto uso, muggeri, fioi e tutto quanto che aveva e che il debito si saldasse. Ma il servo butta in zenocion, lo scongiurava. Se dica pazienza con mi te pagherò di tutto quanto. Al paron che ha fatto peccare disperazione del servo. E Ogasa in libertà e il gadona al debito. Ma con questo se andà via, e il servo gaccata uno dei suoi compagni che aveva darghe 100 monee. El lo agachapá pa argoa e c'era Dio strangolarlo, e che diceva, paghimi quello che ti darme. E il compagno del servo butta in zenocion e scongiurava, se dica pazienza con mi te pagherò tutto quanto. Ma è uno che ha questo, e se andà a farlo mettere in prison fino a tanto che il fusse sta a pagare. Gli altri servi, che ha visto sto fatto, gli s'ha messo assai de malumor. I se andai via e gli riferiò al paron tutto quello che c'era nato. Il paron gli gaccia mai e gli ha detto, servo bricon, mi te godona tutto quel debito, perché ti sei venuto da me a raccomandarte. Non te doveva donca far peccare un tuo compagno, come che mi vuoi peccare di ti. E invena il paron e lo gadà in te mani del boggia,
fin tanto che avesse pagato tutto il debito. Così in sta maniera farà con voi altri mio pare, che sei in cielo, se de cuor non perdonè a tutti i vostri fradei.